intimidatorio nei confronti della sindaca di Rubano nel Padovano, minacciata di morte da una concittadina in municipio. Indagini sull'episodio, unanime condanna dal mondo politico. La morte sotto i bombardamenti russi su Kiev del giovane Artyom, 21enne di origini ucraine cresciuto a Tribano, era ritornato nel paese in cui era nato per combattere contro l'esercito di Putin. Nel giorno in cui il Senato approva all'unanimità il reato di femminicidio, arriva la notizia che il processo d'appello a Filippo Turetta sarà celebrato il 14 novembre in Aula Bunker a Mestre. La morte di Alex Marangona a Vidor rompono il silenzio i due curanderos. Non sapevano che Alex avesse assunto cocaina, è una pratica pericolosa proibita dai rituali mazzonici. Ci stiamo avvicinando alla verità. Dovrà presentarsi in aula a dicembre il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Andrea Gattuso, accusato di molestie sessuali nei confronti di una sottoposta, è stato rinviato a giudizio. Cinto Euganeo, il Demanio ha assegnato Villa Rodella ad una fondazione per un mese e mezzo. La proprietà confiscata all'ex governatore del Veneto Galan dopo lo scandalo Mose si trasformerà in un centro culturale. Scoperto il primo dei 6 testamenti dello scultore neoclassico Antonio Canova. La stesura, quando aveva 42 anni, voleva che i suoi beni andassero alla sua gente. Il cantautore Lorenzo Giovanotti in bicicletta sul litorale veneto da Jesolo a Porto Gruaro. La sorpresa è Chioggia, non c'ero mai stato, racconta in un video, è bellissima. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque il grave atto intimidatorio nei confronti della sindaca padovana di Rubano, minacciata di morte in municipio da una sua concittadina. Ecco il suo racconto ai nostri microfoni. Alle minacce, alla violenza e a questo atteggiamento prepotente come metodo va estirpato, e a Rubano, e io mi auguro dappertutto, diciamo no. Hanno augurato a lei, alla sua segretaria e alla sua mamma di essere violentate. La prossima visita che riceverai sarà armata. Minacce gravi che non possono passare sotto traccia e che la sindaca di Rubano, Chiara Busone, ha denunciato prima ai carabinieri e poi pubblicamente. Minacce fatte da una cittadina che si è presentata in municipio. Ho sentito che le rivolgeva proprio le parole: ti auguro di essere violentata, così cambi atteggiamento. Rendendomi conto della gravità, ho deciso di avviare una registrazione nel mio smartphone, perché volevo tutelare prima me e poi comunque chiunque la stesse affrontando in quel momento. Ho deciso di uscire, so che la mia segretaria non voleva farmela avvicinare, ma io sono uscita e ho deciso di affrontarla. Ha detto appunto che mi augurava di essere violentata e anche a mia mamma, e quando io le ho detto che stavo registrando e che quindi avrei portato la registrazione ai carabinieri, ha di fatto rincarato la dose dicendo: loro sanno che io sono qui e sappi che la prossima volta vengo armata. La donna ha minacciato la sindaca dopo aver subito un furto in casa da parte dei ladri e ha accusato la prima cittadina di quanto le è accaduto. Io ho cercato appunto di essere accogliente, perché sono assolutamente consapevole che un fatto così, anche solo un tentativo di furto, è una violenza molto forte, si rimane traumatizzati, si ha paura, magari avevano i figli in casa, quindi io questo lo capisco perfettamente, però augurare a me un male così grave e adducendomi delle responsabilità che non ho è troppo grave. Parole gravissime. La segretaria della sindaca è ancora scossa per quanto è accaduto, da cui la decisione di Chiara Busone di raccontare ai suoi concittadini, anche con un messaggio sui social, quanto è successo. Ora il messaggio audio con le minacce è in mano ai carabinieri, tanta la solidarietà che le è arrivata pubblicamente da amministratori e politici locali, tra i primi Sergio Giordani, sindaco di Padova e presidente della provincia. Anche nella diversità di vedute, la comunità e i cittadini devono sempre rispettare questo sforzo, perché è democrazia. Guai a travalicare il limite di linguaggio o comportamenti violenti, ha scritto Giordani. Anche Stefano Tonazzo, primo cittadino di Limena, Claudio Piron di Selvazzano e Davide Gianella, vice sindaco di Piove di Sacco, e tanti consiglieri comunali di tutto il Padovano si sono schierati al fianco di Chiara Busone. Sono stata veramente travolta da un mare di affetto anche proprio da tantissimi altri sindaci, amministratori e anche dalla regione, insomma, perché chi fa questo servizio sa che cosa vuol dire metterci la faccia, metterci la vita privata e pubblica, e quindi sa che cosa vuol dire, quanto grave è ricevere questo tipo di minaccia. Possiamo essere in disaccordo, ma è un limite che è stato travalicato, che non va travalicato mai. Restiamo nel Padovano per la vicenda di un 21enne di origine ucraina arrivato a Tribano da piccolo e morto sotto i bombardamenti a Kiev, dove era ritornato un mese fa per combattere contro i russi.
La prima conferma è arrivata da un messaggio WhatsApp a rispondere alla domanda "stai bene?" al posto di Artyom, un altro soldato che annuncia la morte del 21enne di Tribano. Artyom Naliato era tornato nel suo paese d'origine, l'Ucraina, ad inizio giugno per combattere l'esercito russo. Stava completando l'addestramento e proprio in un campo di addestramento di Kiev è morto sotto un bombardamento russo. Artyom Naliato, 21 anni, era cresciuto a Tribano, era stato adottato all'età di 9 anni. Da qualche anno si era trasferito a Conselve a casa di un'amica, faceva l'operaio per una ditta del Vicentino, ma da quando era scoppiata la guerra nel suo paese natale dentro di sé aveva sempre sentito il desiderio di ritornare e così un mese fa era partito come volontario. La seconda conferma della morte di Artyom Naliato arriva anche dal sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana. Ci stringiamo con affetto e dolore attorno alla famiglia che lo ha accolto e cresciuto con amore, ha scritto Cavazzana su Facebook. È stato un duro colpo per la nostra comunità. Artyom lo conosciamo da quando è venuto da noi, che aveva 12 anni. Naturalmente facciamo le condoglianze alla famiglia, ma soprattutto non possiamo dimenticare che un ragazzo di 21 anni portava nel cuore, la libertà per la sua comunità. E quello che l'ha portato in Ucraina è sicuramente la vicinanza al fratello e la voglia di rendere l'Ucraina libera. La morte del giovane risalirebbe a lunedì scorso, quando il centro di addestramento di Kiev, dove si trovava, è stato bombardato dai russi. Il giallo di Vidor con la morte di Alex Marangon rompono un silenzio durato mesi i due curanderos e lo fanno attraverso il loro avvocato. Non si è usato ayahuasca e non sapevano che Alex aveva usato altre sostanze come cocaina. Sono questi i punti fermi per Oscar Palais Santandreu, il legale di Johnny Benavides e Sebastián Castillos, i due curanderos di cui si parla da ormai più di un anno dopo la morte di Alex Marangon. Erano loro gli animatori, in altre parole le guide del rito sciamanico all'abbazia di Vidor, nei cui pressi si è registrata la tragedia costata la vita al 25enne di Marcon e che aveva portato la procura di Treviso ad aprire un fascicolo per omicidio volontario, ipotesi che potrebbe essere presto derubricata in morte conseguente da altro reato. Attraverso il loro legale madrileno, Benavides e Castillos commentano l'esito dell'esame tossicologico sul giovane. La presenza di tracce di ayahuasca viene spiegata in questo modo. Una cosa è l'ayahuasca e un'altra cosa è il principio attivo. E capisco che nel sangue si può trovare il principio attivo. Insomma, il DMT, così si chiama il principio attivo, si troverebbe anche in altre piante preparati, compresa la purga somministrata quella maledetta notte a Vidor, i cui ingredienti sono stati elencati dagli stessi curanderos agli inquirenti, perché, conferma l'avvocato, un memoriale scritto è stato depositato. La dichiarazione è stata inviata alla polizia, sì. L'altro aspetto, l'uso della cocaina. Il legale dice che i due curanderos hanno saputo della presenza della sostanza nel corpo di Alex dalla stampa e ne sono rimasti sorpresi. L'uso di cocaina con il DMT è un cocktail Molotov. Un uso ancestrale di piante purgante o qualcosa... questo tipo di cultura di piante usato con cocaina è una linea rossa, una situazione di pericolo clara. Impossibile quindi che i due curanderos abbiano fornito la polvere bianca, fa intendere l'avvocato, che definisce i suoi assistiti, che finora non sono mai stati formalmente indagati, tranquilli. Quanto emerso dagli esami sarebbe in linea con la loro versione. Già, ma che fine hanno fatto i curanderos? La domanda continua ad aleggiare. Veramente in questo momento e con tutta sincerità non so dove si trovano. Femminicidio di Giulia Cecchettin. Turetta torna in aula in appello il prossimo 14 novembre per tentare di evitare l'ergastolo. Presenti in aula bunker a Mestre anche Gino Cecchettin. Si aprirà il prossimo 14 novembre nell'aula bunker di Mestre davanti alla Corte d'Assise d'Appello il processo d'appello per Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. I suoi legali puntano a smontare l'aggravante della premeditazione puntando su un presunto crollo psicologico per ottenere uno sconto di pena. La famiglia di Giulia, costituitasi parte civile, intanto ha accolto con compostezza e determinazione la notizia.
Il padre Gino sarà presente in aula ancora una volta con il peso di un dolore che non conosce appello. La sorella Elena, voce lucida di una generazione che rifiuta la violenza mascherata da amore, è divenuta simbolo di una nuova coscienza collettiva contro la violenza di genere, continua a lanciare appelli pubblici e a chiedere giustizia e consapevolezza. La Procura Generale ha già annunciato che chiederà il riconoscimento delle aggravanti di stalking e crudeltà escluse in primo grado. Il caso, che ha scosso tutta l'Italia, torna ora in aula. Molestie sessuali, accuse ad Andrea Gattuso, comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Ingegner Gattuso, va a processo a dicembre di quest'anno. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza a processo. È l'avvocato della presunta vittima a spiegare l'accusa, tutta da dimostrare. L'ipotesi accusatoria conseguente alla querela sporta con sofferenza da parte della mia assistita è quella di cui all'articolo 609 bis del codice penale. 609 bis punisce chiunque con violenza, inganno o con abuso della propria autorità costringe qualcuno a subire o a compiere atti di violenza sessuale ed è punito dagli 6 ai 12 anni. Ma a nostro avviso, ad avviso della difesa, non è così, in quanto questo reato può essere riqualificato nelle ipotesi più lieve dell'ultimo comma dell'articolo 609 bis, previsto proprio per i fatti di minore gravità. I due legali si confrontano, da una parte Cristina Zanini che spiega la versione della presunta vittima, dall'altra Francesca Rigato, legale del comandante. Le accuse, come dicevamo, sono tutte da dimostrare, anche perché per il principio della presunzione di innocenza la colpevolezza va definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna. Ad accusare il comandante una dipendente pubblica di una trentina d'anni. Che cosa ha compiuto il comandante, secondo quanto abbiamo descritto nella querela presentata? Ha costretto in orario di servizio, in luogo di lavoro, in un ambito istituzionale, ha costretto la mia assistita a subire degli atti contro la sua volontà di natura sessuale. In che cosa sono consistiti? Nel fatto di cingerla con le braccia, costringendola, immobilizzandola e tentando ripetutamente di baciarla sulle labbra, sul collo. E a fronte delle plurime preghiere della persona offesa di essere lasciata andare, il comandante non si fermava e solo dopo l'azione di forza, la prontezza della parte offesa che è riuscita a divincolarsi, l'atto è stato interrotto. Secondo noi la ricostruzione è stata ingigantita, tanto è vero che si è trattato di un unico episodio, peraltro non con le dinamiche descritte dalla persona offesa. In ogni caso non si è più ripetuto, pur essendo perdurato il rapporto di lavoro tra l'ingegner Gattuso e la persona offesa, e quindi riteniamo che proprio per queste modalità possa essere ritenuto il fatto di minor gravità come previsto dalla normativa. Ci spostiamo nel bellunese a Cortina, dove la SEAM, partecipata al 100% dal comune, nega lo smart working ad una sua dipendente, madre di 2 figlie, e si sottrae persino al confronto istituzionale. Il caso di presunta discriminazione denunciato dall'avvocato giuslavorista Ivan Borsato. Cortina, regina delle Dolomiti, ma per Lisa, questo è il nome di fantasia, oggi ha il volto di una matrigna. Dipendente di Cortina Marketing, braccio operativo del comune ampezzano nella promozione turistica, Lisa vince il concorso pubblico bandito dalla Servizi Ampezzo nel 2022. Nel 2024 diventa mamma per la seconda volta e il suo percorso professionale inspiegabilmente diventa a ostacoli. Lisa vive a 70 km da Cortina, un contratto a tempo indeterminato, ma dopo la maternità si è vista revocare ogni possibilità di lavoro agile. All'ennesimo no e consapevole di compiere un suicidio professionale, pur avendo un impiego pubblico a tempo indeterminato, con determinazione Lisa ha deciso di rendere pubblica la sua storia, non per se stessa, dice il suo legale, ma per tutte le donne che ancora oggi, nel 2025, sono costrette a scegliere tra il lavoro e la maternità. Sono state erette delle barricate in via a prioristica. Lo trovo francamente sconcertante. Lo trovo sconcertante anche perché è un atteggiamento non in linea, non al passo con i tempi. Ci sono delle possibilità di conciliare
la famiglia, la vita e il lavoro, e che queste possibilità non vengano usate o ci si rifiuti a priori anche di considerarle, io lo trovo deludente. La vicenda è arrivata sul tavolo della consigliera di parità e dell'ispettorato del lavoro, ma alla prima convocazione l'azienda non si è nemmeno presentata. Successivamente c'è stato un contatto con la legale della società, irremovibile sulla concessione dello smart working e nemmeno in formula mista, per non creare precedenti inesistenti al momento, secondo l'avvocato Borsato, visto che nessuno fra i dipendenti si trova nella condizione della sua assistita. Tutto questo ha di fatto chiuso i giochi e ci ha costretto in qualche modo a far emergere questa situazione di discriminazione. Ecco, nel 2025, soprattutto da un datore di lavoro partecipato da un ente pubblico che per visibilità dovrebbe dare l'esempio virtuoso, ecco, questa è la cosa che francamente lascia perplessi. La storia di Lisa lascia l'amaro in bocca e impone una riflessione sull'importanza di far emergere le discriminazioni verso le donne, le mamme, le lavoratrici, per continuare a lottare per i diritti di tutte le Lisa. È ammirevole anzi la tenacia che la mia assistita, la lavoratrice, comunque dimostra di avere per il semplice fatto di aver portato allo scoperto questa situazione. Dal Consiglio dei Ministri sì al Tribunale della Pedemontana. Sì, lo stabile è pronto, l'abbiamo testato anche nei mesi scorsi con il trasferimento della scuola Pascoli, quindi oggi lo stabile l'abbiamo in fase di trasloco perché i ragazzi si trasferiranno all'interno degli Scalabrini. Ci sono altri plessi di proprietà del Comune che saranno messi a disposizione per la cittadella della giustizia, quindi diciamo è tutto pronto, basta solo il via libera da parte del Parlamento. Alla fine, dai, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che inserisce il Tribunale della Pedemontana nella nuova geografia giudiziaria nazionale. Un risultato che arriva dopo un periodo piuttosto burrascoso, segnato sì dall'unione di intenti di un territorio di 500.000 di abitanti che copre 3 province, ma anche dalle polemiche. Come non ricordare le prese di posizione dei presidenti degli ordini degli avvocati di Padova, Treviso e Vicenza, oppure la raccolta di firme dei sindaci iberici per chiedere l'annullamento del progetto? Nicola Finco si toglie qualche sassolino dalla scarpa e invita tutti a una maggior coesione. Mi auguro anche che nei prossimi mesi non ci siano divisioni, tipo le divisioni che abbiamo visto negli ultimi mesi anche a livello provinciale, perché le divisioni non fanno mai l'interesse di nessuno, ma spero di vedere un Veneto compatto, un territorio unito. Ora il percorso sembra blindato, ma resta il passaggio in Parlamento con l'incognita politica. Ovviamente non è ancora chiuso l'iter perché adesso la palla passa al Parlamento, però solitamente quando il governo detta la linea poi i gruppi parlamentari portano avanti quelle che sono le richieste del governo e quindi mi auguro entro breve insomma di vedere l'apertura di questo importante presidio di giustizia. Il sindaco, giusto per fare due conti, ribadisce e di certo ribadirà nelle sedi opportune assieme al fronte del sì l'importanza del presidio per tutto il territorio. Penso che anche il merito di questo risultato vada a chi nel corso di questi 13 anni, sia la parte pubblica ma anche gli ordini professionali e le categorie economiche non hanno mai mollato su questa battaglia. Non perché volevamo mettere una bandierina su Bassano del Grappa e sull'area della Pedemontana, ma perché siamo consapevoli che oggi un presidio di giustizia su questo territorio vuol dire anche riuscire ad attirare nuovi capitali, nuovi investimenti. Rimane solo una domanda da fare. La data possibile della riapertura quale potrebbe essere, il sindaco? Guardi, per scaramanzia non dico nulla, mi auguro di vedere quanto prima, almeno entro la fine, mi assicuro, cioè voglio che entro la fine di questa legislatura il Tribunale venga riaperto. Il Demanio ha assegnato ad una fondazione Villa Rodella, confiscata all'ex governatore del Veneto Galan dopo lo scandalo Mose. Dalle feste lussuose e gli incontri politici all'abbandono, passando per il saccheggio di vatere e caminetti da parte degli ex proprietari. La parabola di Villa Rodella ha avuto salite e discese al pari di una montagna russa nel corso degli anni. Ora l'ex dimora di Giancarlo Galan a Cinto Euganeo si appresta a vivere una nuova pagina della sua storia. L'agenzia del Demanio ha avviato la concessione a canone agevolato alla Fondazione Essenziale ETS, così Villa Rodella per i prossimi 45 anni ospiterà laboratori, residenze artistiche,
iniziative culturali, percorsi di turismo sostenibile, momenti di aggregazione e inclusione rivolti al territorio e ai suoi abitanti. Il progetto proposto dall'associazione prevede un investimento economico di 637.000 euro. La villa ai piedi dei Colli Ugani è diventata di proprietà statale dopo la confisca seguita alle condanne nel processo per le tangenti sul Mose di Venezia dell'ex governatore del Veneto Galan, che prima di abbandonare definitivamente la dimora aveva portato via vatere e termosifoni, provocando anche dei danni. Villa Rodella fu edificata tra il 600 e il 700 e rappresenta un esempio di architettura veneta, testimonianza della tradizione delle ville patrizie sorte tra le colline e le campagne del territorio padovano. La sottoscrizione della concessione, grazie alla collaborazione tra pubblica amministrazione e terzo settore, vuole avviare finalmente il recupero e la rigenerazione di questo immobile sequestrato, patrimonio di una comunità, e che ora verrà messo a disposizione assicurando iniziative culturali, sociali, sostenibili e inclusive. Nuova allerta meteo in Veneto per le prossime ore. Dalla serata di oggi fino alla giornata di domani sono infatti previsti rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane fino alla pianura. Non saranno esclusi locali fenomeni intensi. Alla luce di questo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta idrogeologica gialla fino alla mezzanotte di domani. Scoperto il primo dei 6 testamenti dello scultore neoclassico Antonio Canova. Scoperto il primo testamento di Antonio Canova, datato 1799. Il documento è emerso quasi per caso durante la sistemazione dell'archivio parrocchiale di Possagno grazie allo studioso Marcello Cavarzan. Si tratta di una bozza notarile redatta dal prestigioso notaio bassanese, amico e uomo di fiducia di Canova, il conte Tiberio Roberti, quando lo scultore era ancora 42enne, ma già dimostra chiaramente il suo animo filantropico e soprattutto il suo amore per la sua città natale e per la gente che vi abita. Nel documento, che ancora non si può visionare in attesa del placet della curia, il primo, cui ne seguiranno altri 5, vengono disposte la creazione di una biblioteca artistica e di una raccolta di statue in gesso nella sua casa di Possagno, dove i giovani possano esercitarsi nel disegno, il lascito della maggior parte dei suoi beni alla comunità possagnese e la concessione annuale di 3 doti nuziali a giovani donne del paese, primo esempio di tutela e garanzia della libertà economica alle donne. È palpabile l'emozione di chi ha trovato in una cartellina ancora mai aperta o quasi il prezioso documento. È già il riassunto delle volontà che poi ripeterà modificandole, ma in bene, sempre a favore del paese, dei parenti. C'è l'introduzione che secondo me l'introduzione che è una poesia di uno che ha una coscienza talmente limpida e pulita che c'è una scala gerarchica, il bene, l'anima, i parenti stretti, la madre, i fratelli, i parenti, i poveri. È una cosa, è un testamento di un santo uomo. Ma questo è il suo lato intimo, il suo lato personale, il suo amore per Possagno, per la sua patria, perché lui la chiamava patria. Questa era la sua patria e lui da sempre ha voluto dare ai possagnesi, cosa che ha fatto e che continua a fare anche dopo 200 anni dalla sua morte. Un artista esemplare che si rivela sempre più un uomo esemplare, un uomo buono, interamente vocato alla sua arte, alla sua libertà e all'attenzione per la sua terra. Quando parliamo di Canova dobbiamo sempre cominciare dal suo essere artista, dal suo essere scultore, il più grande scultore del neoclassicismo, però poi dobbiamo anche curare l'aspetto umano, un uomo estremamente generoso, un uomo che si è prestato per fare la storia del suo tempo. Giro in bicicletta a sorpresa lungo il litorale veneziano di Lorenzo Giovanotti. Sorpresa, emozione e gratitudine, si possono sintetizzare così i sentimenti di tutti coloro che si sono visti sbucare questa mattina davanti in bicicletta o se lo sono trovati a fianco come compagno di viaggio in motonave, Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, tra i cantanti e le star più amate del nostro tempo. Giovanotti, a 2 anni dal grave incidente avuto proprio in bicicletta, è arrivato fino a Chioggia, proveniente dai lidi ferraresi. Chioggia, poi Pellestrina, il Lido di Venezia, quindi Cavallino Treporti, Jesolo e Portoguaro. Questo è il percorso di giornata. Con lui, in questa allegra carovana, anche il campione olimpico di Atene 2004, campione del mondo di ciclismo su strada nel 2006 e 2007 Paolo Bettini. Lorenzo è stato fantastico, selfie, sorrisi, abbracci con tutti.
Questo ha raccontato nei suoi canali social. Ci dà un passaggio, dall'altra parte attraversiamo la laguna e adesso andiamo dove? A Pellestrina. E poi c'è Malamocco. Quindi adesso attraversando con dei traghetti arriviamo al Lido, facciamo tutti i lidi di Venezia per arrivare fino a Jesolo. Poi a Jesolo giriamo verso ovest e andiamo verso Portogruaro. Giovanotti e compagni sono arrivati senza alcun preavviso come semplici ciclisti, così come quando hanno fatto colazione al chiosco di Santa Maria del Mare a Pellestrina, in attesa del ferro di linea 11, o hanno bussato alla porta dell'osteria da Mauretto a Malamocco per rifocillarsi. Mentre sistemavo le barche ho visto un gruppo di ciclisti. Vado là per dirgli se avevo bisogno di andare a Pellestrina, con sorpresa mi trovo Giovanotti. Allora ho detto guarda, se vuoi salire con me è gratis, basta che paghi. Sono saliti con me e mi prende a Pellestrina. Una persona squisitissima. La percorriamo tutta, poi prendiamo un altro traghetto, andiamo a Malamocco e poi percorriamo Malamocco e su verso nord. Giovanotti è partito dalla sua residenza di Cortona con l'obiettivo di percorrere 770 km, uno per ciascun giorno trascorso dall'incidente. Venerdì, sempre in bici, la tabella di marcia prevede l'arrivo ai laghi di Levine, dove è atteso per un suo grande concerto in una location unica sabato sera, dove si arriva solo in bicicletta. Siamo in chiusura, vi lascio ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.